Evviva l'Asolo di OCG! Grande cena di gala in Villa Barbaro a Maser per festeggiare la nuova Asolo Prosecco di OCG Superiore, denominazione che premia la passione e l'impegno dei produttori di vino dei Colli Asolani e del Montello. Ai nostri microfoni il sindaco di Cornuda, Marco Marcolin, esprime la propria soddisfazione. Un'emozione grandissima. Vedere tutti i produttori delle DOCG uniti ci dà forza, ci dà speranza, ci dà veramente la sensazione di essere in un territorio compatto, unito per proiettarci nel futuro, ciò che deve essere Asolo di OCG. Ma cosa rende l'Asolo Prosecco di OCG Superiore così speciale? Uno dei motivi di tanta eccellenza è il ferreo disciplinare che il Consorzio di tutela Montello Colli Asolani si è imposto. Il presidente del consorzio, Diamante Luling Buschetti, tende a sottolineare questo aspetto. È la DOCG che ha il disciplinare più restrittivo, è un disciplinare che prevede 120 quintali ettaro, che prevede un estratto non riduttore, che è l'estratto secco, di 16 CL, credo si dica. Avremo i nuovi impianti a 3000 piante ettaro e tutto questo è per cercare di enfatizzare già questa differenza che c'è con altri territori, che dà al nostro Prosecco una struttura maggiore. E infine le considerazioni del direttore del Forum Spumanti d'Italia, Luca Giavi. Un evviva da 10 lode, una viva in questo caso con 13 produttori lungimiranti e con una DOCG che farà registrare sicuramente in futuro delle performance notevoli. E non perdete la prossima puntata di Cronache Trevigiane. Ampio spazio sarà dedicato ad Evviva, l'evento che celebra la nuova Asolo Prosecco di OCG Superiore, dalla splendida tipoteca di Cornuda. Ed eccoci rientrati, Luca. Io sono da un altro capo di Sant'Artemio, una tavolata lunghissima, oltre 1 chilometro, che ha creato davvero un labirinto di colore, di musica, di canzoni, di tanta gioia qui a Sant'Artemio oggi. Una grandissima tavolata che andremo a scoprire se vincerà il Guinness nella seconda parte di Cronache Trevigiane. Prima però un po' di pubblicità. Il dolore di chi resta dura per tutta la vita. Cerca di volerti bene. E rientriamo in questo studio ideale dedicato alla Guinness della grande tavolata, quello della grande tovaglia, quello della grande bottiglia di grappa. Ora ci fermiamo un attimo e ci guardiamo insieme due servizi che parlano di scuola manualità a Treviso e il premio Bordignon svoltosi nei giorni scorsi a Castelfranco Veneto, e poi cercheremo di capire allora se questi Guinness sono stati o no raggiunti. A tra poco. Ancora una volta Piazza dei Signori e Piazza Borsa a Treviso si sono trasformate per 2 giorni in un laboratorio artigianale. Ceramica, pelle e cuoio, mosaico, stampa d'arte, bigiotteria e origami sono stati lavorati pazientemente dai ragazzi di 7 scuole medie della città, in collaborazione con gli artigiani di Confartigianato, e hanno dato vita così alla 31esima edizione del progetto Scuola Media Manualità. Abbiamo chiesto al presidente di Confartigianato Formazione di spiegarci quali sono le caratteristiche di un buon artigiano. Innanzitutto deve avere inventiva,
deve avere una buona mano da artigiano veramente e la voglia di lavorare, che è la base principale, bisogna saper lavorare e sacrificarsi. La cosa che ci dà maggiore gratitudine è il fatto che i giovani lo vogliono fare, nessuno lo evita, invece loro chiedono di farlo di più, questo per noi è molto importante. I numeri questo progetto li ha davvero tutti per proseguire con successo. 7 scuole aderenti con oltre 1000 studenti che hanno lavorato in 48 laboratori realizzati durante le ore di lezione per sviluppare e portare in piazza la cultura del fare, come ci spiega l'assessore Mauro Michelon, che in questo progetto ha creduto e investito. Noi crediamo in questo, investiamo in questo, anche quest'anno abbiamo investito 70.000 euro nonostante il bilancio del comune non fosse florido, e il fatto che 1000 ragazzi abbiano partecipato a questo progetto ci fa continuare, perché vuol dire che se i ragazzi lo fanno vuol dire che c'è interesse. E io vedo molti genitori stupiti dal fatto che i loro ragazzi riescono a fare alcune cose, che vuol dire che i ragazzi devono essere stimolati anche a casa, e come dico sempre io spero che alcuni di questi lavori che fanno i ragazzi qui possano diventare in futuro un loro hobby. Ecco, e già questo sarebbe secondo me un bel traguardo. E per 2 giorni anche la Loggia dei Cavalieri si è trasformata, con scuola media manualità è divenuta sede della mostra dei manufatti dei ragazzi, che con orgoglio e creatività hanno esposto i loro lavori. Ai nostri microfoni Ezio Dan, di Confartigianato Marca Trevigiana. Questa è una vetrina importante, ho visto delle scuole molto attente e veramente degli ottimi lavori. Credo che ci sia per la provincia di Treviso e per noi tutti di Confartigianato Marca Trevigiana, per Confartigianato Formazione, e anche per gli enti istituzionali sia un biglietto da visita e una continuità sicuramente da non perdere. Spero che questo modello sia copiato anche dalle altre province, perché giustamente abbiamo anche altre risorse sul nostro Veneto da poter sfruttare e da poter veicolare nei mezzi giusti e nei tempi giusti. Credito Trevigiano, Banca del Territorio, ha da sempre un occhio di riguardo per il mondo dei giovani e delle scuole. Ne è un esempio il concorso I piedi nel locale, la testa nel globale, a cui hanno partecipato diversi istituti superiori della Marca. Tema proposto la rappresentazione della vita nei testi delle canzoni italiane di un tempo e di oggi. Ma cosa significa il titolo I piedi nel locale, la testa nel globale? Ce lo spiega il vicepresidente di Credito Trevigiano, Roberto Dussin. Tenere presente l'evoluzione del nostro territorio con l'evoluzione che il mondo ci porta. Tutti gli strumenti, dalla televisione all'internet, ci fanno aprire verso il mondo, quindi essere aperti per costruire il nostro territorio. Il direttore di Credito Trevigiano, Umberto Longo, sottolinea l'impegno di Credito Trevigiano nel sociale. In realtà il Credito Trevigiano, in quanto banca di credito cooperativo e nell'ambito delle banche di credito cooperativo, avendo sposato una mission proprio rivolta al sociale, le sue forze, le sue energie sono in maniera determinante dedicate a questo genere di attività. Basti dire che la banca non distribuisce utili, a noi non interessa fare utili, e tutto ciò che la banca raccoglie lo reimpiega direttamente sul territorio. Ed ecco i vincitori, la professoressa Gianfranca Melisurgo e gli studenti Marco Zanolin ed Elena Sarpa, che hanno proposto un video sul tema dell'immigrazione con canzoni che spaziano dai New Trolls a Caparezza. Interessanti le loro considerazioni sul modo in cui hanno svolto il proprio lavoro. Abbiamo cercato di dare una impostazione che conciliasse quello che è il lavoro che comunemente di analisi e di elaborazione che facciamo a scuola, però con questo know-how che i ragazzi hanno e che è straordinario, perché vederli lavorare con il computer per me è stata una cosa molto molto bella. Il lavoro del professore è sempre quello di gestire una ricerca a prescindere dai mezzi. Lo studente deve imparare autonomamente a gestirsi con dei nuovi mezzi, in quanto non ho ancora mai incontrato un professore che conosca per esempio l'HTML o linguaggi informatici in maniera abbastanza approfondita. Per una volta siamo riusciti noi a insegnare qualcosa a lei, era interessante vedere come si stupisse ogni volta che vedeva un programma nuovo, le canzoni che ascoltiamo noi, quindi diciamo che è entrata nel nostro mondo. È stata un po' una cosa interattiva, quindi non la solita separazione scuola e vita privata. Diciamo che sì, siamo riusciti a fare, come è venuto fuori nel video, anche un connubio tra quello che era il passato e quello che è adesso, e quindi sia dal punto di vista appunto musicale che anche dal punto di vista tecnico.